Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati qui a Serravalle di Vittorio Veneto per la presentazione di quello che sarà l'edizione 2020 dei festeggiamenti di Sant'Augusta. Come già anche anticipato attraverso i media, l'edizione 2020 sarà un'edizione un po' più contenuta, questo naturalmente dettato dalla situazione generale che la pandemia in questo periodo ha scatenato. Quindi sarà un'edizione sicuramente all'insegna della festa, perché non si vuole, il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta non vuole perdere questa lunga tradizione. Sarebbe stato più facile dire saltiamo quest'anno e ci vediamo il prossimo, però in ricordo anche di quello che è la tradizione di Sant'Augusta, il Comitato ha voluto mettere in campo una serie di iniziative proprio per festeggiare il 2020. Non ci saranno naturalmente i fuochi d'artificio, questo anche per una questione di sicurezza, però al di là di questo rimane lo spirito del comitato, che vuole naturalmente portare avanti la tradizione di Sant'Augusta. Quindi il programma che quest'anno vede impegnato il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta su due piazze, Piazza Flaminio e Piazza Minucci. Comunque cominceremo il giorno 20 di agosto con la cena che oramai è da tradizione. Quest'anno vedrà il centro storico chiuso al traffico. Il tema sarà naturalmente quello dei prodotti a chilometro zero, quindi anche per fare in modo che i vari esercenti possano proporre dei prodotti locali nei loro menù. A partire dalle ore 21 naturalmente poi ci sarà un concerto qui in Piazza Flaminio, mentre nella giornata del 21 cominceranno gli spettacoli svolti su due piazze. Avremo a partire dalle ore 17:30 qui in Piazza Flaminio la presentazione del libro Cime avventurose a cura di Michele Vespini e Luigi Tabarini, mentre alle ore 21 qui naturalmente in Piazza Flaminio avremo Alberto Visentini e Rob Daz che ci allieteranno nella serata musicale, mentre grande ritorno proprio per ricordare il passato avremo in Piazza Minucci il quartetto Desueto che si esibirà sempre in un concerto a partire dalle ore 21. Nella serata del giorno 22, quindi naturalmente che sarà la serata, la giornata dedicata a Sant'Augusta, avremo sempre due concerti a partire dalle ore 21 in Piazza Minucci. Avremo Laura Ivan e Sons Party e mentre in Piazza Flaminio avremo Enrico Casarotto e Serena Fontanal 2. Questo naturalmente per quelli che saranno i programmi di quest'anno, che come dicevamo sarà un programma molto contenuto ma l'insegna della festa, perché è giusto anche ricordare la tradizione religiosa. Ricordiamo che Sant'Augusta è stata anche invocata in passato proprio anche per salvare la popolazione dalle pestilenze, e quest'anno è anche il caso proprio anche di richiamare l'aiuto della Santa anche per quanto è accaduto. E quindi il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta sarà qui in piazza con dei piccoli eventi. Vi aspettiamo naturalmente qui in piazza, rispettando quelle che saranno le misure di sicurezza, anche perché per organizzare questi eventi sono stati programmati dei sistemi di sicurezza. Ricordiamo che per poter accedere ai concerti bisognerà fare la prenotazione, questo naturalmente perché è richiesto dalla normativa in essere e anche per garantire la sicurezza, perché dobbiamo far festa ma in modo sicuro. Per quanto riguarda tutto il resto, ci diamo appuntamento per questo Sant'Augusta 2020 particolare, ma sicuramente pronti per ripartire alla grande con il 2021. Però intanto partiamo con il 2020 e vi aspettiamo qui per festeggiare insieme Sant'Augusta.